Con deliberazione del 20 luglio la Giunta regionale ha approvato l'estensione del distretto turistico Venezia Orientale. Si tratta di una nuova delimitazione che rispetto al 2015 vede l'area di intervento del distretto estendersi anche ai comuni di Cavallino Treporti, Ceggia, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile, Meolo, Quarto d'Altino, Sandona di Piave e Torre di Mosto. È un provvedimento che sicuramente evidenzia l'interesse da parte della Regione all'allargamento, ma in un'ottica costruttiva, quella appunto di riuscire a fare massa critica e soprattutto riuscire a fare squadra per un rilancio della Venezia Orientale. Con questa deliberazione la Giunta ha dato immediatamente incarico alla Direzione Turismo di eseguire questo provvedimento, ma soprattutto di trasmettere questa deliberazione al Ministero del Turismo ai fini proprio dell'adozione del decreto ministeriale così come previsto dal decreto mille proroghe del 2021. Questa approvazione è il risultato di un lavoro iniziato a gennaio e condotto dal distretto turistico Venezia Orientale insieme agli 11 comuni dell'area del cosiddetto Sandonatese, una serie di incontri che hanno consentito di far emergere non solo l'interesse a lavorare fianco a fianco da parte dei sindaci con i privati, soprattutto con le imprese, ai fini del rilancio turistico dell'area, ma soprattutto ha fatto emergere la consapevolezza dell'importanza in termini di risorse turistico-culturali dell'intera area della Venezia Orientale. Questo significa non riservare un'attenzione solamente al comparto balneare, ma significa anche andare a intercettare nuovi segmenti turistici, così come è stato nel corso della mostra organizzata in Palazzo Vescovile dedicata alla collezione Cavallini Sgarbi, che ha consentito, nonostante la pandemia, di poter cogliere le potenzialità anche di quel turismo culturale che sicuramente avrà modo di cogliere tante opportunità in questa area. Quindi un'approvazione importante, e in attesa di ricevere il decreto istitutivo ministeriale, ovviamente il distretto si presta e si appresta a una nuova sfida che è una sfida che guarda al futuro e si concretizza attraverso una nuova modalità operativa che potenzia questa partnership pubblico-privata.